Uè, uè, ladrin, benvenuti in questo nuovo video tutorial napoletano parte seconda. Non mi volete male, però io ho da fare una piccola premessa in italiano, se volete, così la capiscono tutti. L'ultima volta, al primo video napoletano, ho avuto un sacco di critiche, tra le cose belle che mi sono state dette, sul fatto che non fosse veramente napoletano quello che io la lingua che stavo usando. Ora ragazzi, specificando che io sono della provincia e non mi vergogno di niente perché sono fiera di questa cosa, provincia, sud, nord, est, ovest, comunque faccio parte della cultura napoletana, come volete mettere, volete mettere. Quindi onestamente mi auguro che questa volta ci siano più commenti positivi e meno puntualizzazioni da chiattillo. Ci siamo capite? Godetevi questo tutorial perché alla prossima non so quando arriva, però se mettete like, vi iscrivete, magari mi facete sapere, ne arrivano pure l'altro. Bacini! Sta passando l'ambulanza, oggi mi stanno venendo a pigliare. Che sto balle l'ambulanza. Cominciamo a spalmare un po' di roba in coppa sta faccia perché io pare un po' young. Allora. Se non avete visto l'ultimo video non sapete niente. Se andate in coppa la pagina Instagram mia, vedete esattamente come mi sbatte i fondolini. Facciamo un po' che effetto Instagram, così. E mo' ho cominciato a sbattere sta spugna in faccia, così. La vedo fa più o meno 700 volte, ma se no va bene buono. Scendete per un capo col, che se no ho trovato un col praticamente che pare di giraffe. Questo collo young. Deve essere tutto bello apparato. Bello apparato così, mo' rammi un po' che vite a sta faccia e ne metto uno un po' più scuro qua. Più scuro, di che sta un po' giallo, però ho parato, c'è stato problema. Ci da verità non mi pare già più secca. Senza paura, senza paura, senza paura. Così cancellate tutte le gelate che vi state mangiando sta stagione, piano piano scomparano. Chi stia cornetta algida che vi siete mangiati in coppa a spiaggia Parcatur, chi stia ghiacciolo che vi siete mangiati a Capo Miseria, scomparano tutto quanto, piano piano. E poi non vi scordate i piezzi rossi, a mozzarella, a zizzone battipacchi, a mozzarella caserte, a rovoli da pigliare, al canai, la facciamo scomparire. E olle! Correttore. Questo serve per tutte le nuttate che facciate innanzi falo. Non vi risparmiate. No. Una battaglia di correttori. Schiate questo correttore, mi raccomando, la faccia più strana meglio si spanna. Tutte le cose che vedete qua Instagram tipo sono tutte finte, meglio che sapete. Quando non si mette il correttore, sa niente da fare, che stia faccia per fare. Da tutto questo voglio sperare che sto a fuoco perché sto solo in la stanza e non vedo niente. I love this song. Tirati su quei pantaloni, ma che stupida che sei. Una volta apparata sta faccia, la vita renderei povera perché sennò fra 2 ore va trovato in terra praticamente, vuol dire che iate senza paura. Mo a parte gelate che vi siete scufanate, ma volete riuscire a parmigiane melanzane la nonna è rimasta in coppa a tavola. Quindi, pigliate qualcosa di potente, qualcosa di scuro, sembra povera, e passate una vodka, la vita deve andare così. Guardatemi.
a così. Ma raccomando, sto colore così bello, si mette caro vi sto facendo vedere, non faccia così, che roba vi trovo che la faccio come non so che cosa. Non posso dicere che cosa. Tirati su quei pantaloni, ma che stupida che sei, cagai. Mo, coppa all'occhio. Visto che vogliamo fare qualcosa che richiama un poco tramonto, qualcosa di romantica, allora vado a pigliare sta palette in abla. Vedete com'è bella? Si chiama Cutie Palette Coral, che è coral, cioè praticamente è la stessa cosa, inglese, napoletana, stiamo là. Mo, pigliate un pennello chiattolil, Rishim, e questo colore qua, che è proprio coral, pigliate un coppa. No, però prima mi fa questo. Vado a pigliare un correttore a stick, tipo che sto a i sound, e vado un coppa all'occhio. Non mi serve per correggere chissà che, mi serve solo per fare basso, così l'ombretta a coppa, come sapete. Vi sento rodish? Sazzec! Apparate un po' questo correttore un coppa all'occhio. Sta così. Oi? Fa una bella base bianca a zaccusella. Bella chiara chiara. Corallino. E dall'esterno sta ghimmocco e in da piega poi vanilla, bella potente sto colore, sfumatelo buono buono, carappo per tua tacchiazza. Mo a sto punto pigliate una volta sto correttore, ci ho piazzato la coppa e facete una specie di mezza lunetta. Tagliate un po' così, un po' che spazzica un po' poi. Scassa un cazzo a mamma, Una volta fatto che si chiede a pigliare il colore mandarin o mandarin come volete voi. Io dico sempre che all'inglese assomiglia un po' a napoletana a certi casi. Schiaffate fuori da coppa così, striscia striscia. E azzeccato cango. Guardate com'è bello, mamma. Ya, riuscitemi voi. Mo. Sto colore un poco corallino mettete pure a sotto. Passate una volta pennello, hai da sfumare buono. Non vi lasciate stirare che poi pare che hai tagliato sangue. Bello il cocomero un po' all'occhio, ne poche brillantinate qua sotto, poco. Insomma, è giusto look ad essere una poco bucchina d'estate. Mascara, una vita mettere mezzo tubetto, ad essere proprio casata per il racca fine faraglioni capri, ma raccomando. Pittate le sticiglie, ma raccomando, hai da partire proprio da base, sai, così a zig zag. Non facete quelle cose che pa punta così che non si vede niente. L'avete fa nero come a graunelle, sticiglie. Una volta fatto questo, potete mettere un po' di farda o un po' di terra. Vanilla! Bani a mamma! Bani! Metteteci un fardo corallina, come il colore che mi ha messo in coppa all'occhio. Ma raccomando, pure qua, non faccia così, che era pare che siete caruto che la faccia intera. Mo. Mi sono scordata la matita per mussa, aspettate un attimo.
o mussa da essere bella ad avere proprio un sorbetto di melone, quindi ha usato tipo una bella matita arancione. E mo, se volete che sto rossetto duri fino a quando ho mangiato il quarto calippero giorno, avete usato un liquido che su qua è NYX, si chiama Liquid Suede. Io tengo a tutto mousse. Così. Siete pronti a fare Jennifer Lopez? Mo, se per voi che siete troppo assai, aspettate che si asciuttino un po', vi faccio un'altra cosa. Se no, a così dicesse che è proprio fresco. Oppure la pinzetta in capo a volere. Se questo rossetto pensate che è troppo appariscente, ci mettete un bello gloss alla coppa. Diciamo che è proprio bello. Riuscite la verità. Siete pronti per l'estate? Manca la schiata finale, ragazzi. Spruzzatene poche acqua qualsiasi. E sono cose che sta qua praticamente che è fatta apposta per trucco, ma lui il piglia pure l'acqua termale, senza problemi. Una volta che considerate sta botte di freschezza, aspettate giusto 30 secondi, pigliate un ombretto sberliccicoso che praticamente si sono illuminate e passatelo qui. Maro, che vuoi caffè? Fermatemi. Guai che gioia. Guarda qua. Care latrine, abbiamo fornito pure questo tutorial, spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertita a gestire la verità, ma non siete mancati, ho 6 mesi che ha già fatto tutto il tutorial italiano, in verità uno l'ha già fatto napoletano, però magari non va entusiasmata così tanto, quindi ho detto perché non faccio nada proprio per stagione, così magari loro sono contenti, io sono contento, tutto contento, apposta così. Se volete la video napoletana, facciatevela sapere qua sotto, mi raccomando scrivetevi, perché più vi scrivete più ne faccio, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima, vi auguro una dolce e bellissima estate, spero che avete pure a pace a Napoli. Un bacione forte, addio, latrinelle mie.